È in arrivo la 17ª tappa Val d'Aora Santa Maria di Sale che attraverserà l'intera provincia di Treviso da nord, Sella Fadalto, a sud attraversando Conegliano, Ponte della Priula, Spresiano, Paese, Quinto, Zero Branco per proseguire verso Scorzè, Noale fino all'arrivo. Il percorso indicato impedirà l'utilizzo dell'autostrada A27 in tutta la tratta nord da Conegliano a Belluno, che verrà infatti chiusa l'autostrada dalle 12 alle 16 in entrambi i sensi di marcia. La chiusura dell'A27 impone un percorso alternativo molto lungo per attraversare la Marca e per raggiungere Belluno. Da Oderzo, arrivando a Treviso, Mestre, la SR11 in provincia di Venezia per arrivare a Padova. All'altezza di Padova Est si dovrà percorrere la SR308 verso Castelfranco per poi proseguire sulla SP667 a Cornuda e a Cornuda prendere la Feltrina e a Feltre al bivio andare a Belluno. Percorso simile via Mestre e Padova per chi decide di imboccare la 4 e la 28. Eccezionalmente sarà consentito l'attraversamento della Feltrina all'altezza di Castagnole per coloro che dovranno raggiungere l'aeroporto di Treviso, ma comunque fino a un massimo di mezz'ora prima del passaggio. Il rischio ingorghi e code è molto elevato, ecco quindi i consigli della polizia stradale. Raccomandiamo assolutamente grande pazienza a tutti coloro che necessariamente dovranno utilizzare le strade della provincia. Chiediamo e consigliamo a tutti coloro che non hanno necessità di non mettersi in macchina durante le ore in cui è prevista la sospensione della circolazione, perché saranno forti comunque i disagi, i rallentamenti e le code che inevitabilmente riguarderanno tutti gli assi principali viari della nostra provincia, quindi la Pontebana, la SR53, la Feltrina e tutte le viabilità più importanti.